A 24 ore dal presidio a Ca' Foscari del collettivo universitario Liberi Saperi Critici per esprimere vicinanza e solidarietà al professor Sullam, Fratelli d'Italia ha tenuto in Campo San Tomà, poco distante, un flash mob di solidarietà a Giorgia Meloni. Simon Levis Sullam è un ricercatore di storia dell'Università di Venezia, diventato in poche ore un caso nazionale per aver postato su Facebook la fotografia scattata in una libreria in cui il libro di Giorgia Meloni era posizionato a testa in giù. Dopo gli attacchi di Fratelli d'Italia, alcuni studenti hanno ripetuto il gesto in alcune librerie di Venezia. Probabilmente hanno i cervelli affumicati e probabilmente i loro cuori sono stati avvelenati dall'odio che è stato instillato loro da cattivi maestri, da quei professori universitari, da quegli intellettuali, da quei pensatori ammantati dall'antifascismo militante. Fratelli d'Italia si è mossa attraverso esponenti nazionali che hanno chiesto a Ca' Foscari di prendere subito provvedimenti, annunciando anche un'interrogazione al ministro dell'Università. Sullam, che sostiene di essere stato strumentalizzato, è invece appoggiato dai ragazzi che denunciano la campagna d'odio organizzata nei suoi confronti. Ci chiediamo come può un partito del genere parlare, sì, forse può parlare di violenza perché la conosce bene, di certo non accettiamo lezioni di civiltà, di tolleranza, di pluralismo da questo partito. E abbiamo voluto fare questo presidio per dire che secondo noi neanche l'università può e deve accettare queste lezioni da questi esponenti. L'università non si può, come ha fatto invece, piegare a quelle che sono le logiche, le retoriche di questo partito, abbandonando il professore e soprattutto non può non considerare la voce degli studenti.